Bene, buonasera a tutti e benvenuti a questo ulteriore appuntamento con le web conference di Edicom. Ormai, come ho detto settimana scorsa, ero qua anche martedì scorso a farvi compagnia. Abbiamo un appuntamento fisso ogni martedì, mercoledì e giovedì, ci trovate qua dalle 5 alle 6 per andare ad analizzare fondamentalmente quelle che sono le tematiche che hanno un po' contraddistinto da sempre, diciamo, la nostra linea editoriale in qualità di casa editrice, in qualità di ente formatore, che è quella degli edifici energia quasi zero, riqualificare NZEB, che contraddistingue l'appuntamento di oggi e di domani, dove vedremo un caso studio, e quello promosso e portato avanti dalla rivista Legno Architettura, che è l'appuntamento del giovedì. Diciamo che questo è un periodo un po' strano per tutti, in cui non possiamo incontrarci e darci la mano fisicamente, ma questo direi che è un buon modo per tenerci compagnia e per andare avanti con quelle che sono un po' tematiche che ci interessano, tematiche da approfondire, vedere nuove tecnologie che presto nei vostri progetti tornerete ad applicare. Oggi diciamo che siamo qui con un ospite che è l'ingegnere Antonio Chioccola di VM Zinc. Con lui abbiamo deciso di affrontare un po' una tematica che è un po' un tema che ritorna fondamentalmente in questi webinar, che è quello della riqualificazione dell'involucro esterno, della riqualificazione in particolare della facciata e della copertura. Se non altro perché quest'anno sono stati previsti anche degli incentivi, dei bonus per andare a intervenire su quella che poi fondamentalmente è la cartolina esterna dell'edificio, quello che al di là di tanti aspetti energetici, ma anche comunica un pochino il valore e la qualità dell'edificio all'esterno. Io credo che oggi con l'ingegnere Antonio Chioccola di VM Zinc andremo proprio a vedere entrambi questi aspetti qua, quindi approfondiremo sia il valore di efficientamento energetico che un sistema di facciata di copertura ventilata può portare in un progetto di riqualificazione o di una nuova progettazione, per carità, perché vedremo anche casi di quel genere lì, ma vedremo anche in qualche modo come questo debba andare anche in una direzione di un rinnovato valore estetico dell'edificio, perché questo può contribuire diciamo a una rivalorizzazione, non soltanto una riqualificazione, ma una rivalorizzazione dell'intero immobile. Io vi ricordo solo, lo farò anche durante ovviamente questa web conference, che è a disposizione il campo chat domande, su cui potete intervenire scrivendo appunto via chat le vostre questioni, le vostre domande. Sarà mia premura leggerle, raccoglierle e interrompere il nostro relatore per poter porre tutte le vostre questioni. Diciamo che in un certo senso siamo qua apposta, lo strumento ci serve proprio questo. Non mi dilungo oltre perché come vedrete di argomenti ne avremo diversi e tanti, e lascio direttamente la parola all'ingegnere Antonio Chioccola. Sì, buonasera a tutti, rapidamente mi presento, sono Antonio Chioccola, sono responsabile commerciale Italia della VM Building Solutions, che è una società che tramite il marchio VM Zinc commercializza i laminati in zinco titanio per l'edilizia. È una società che con diverse vicissitudini e nomi nasce più di 180 anni fa, tant'è vero che nel 2017 abbiamo compiuto 180 anni. Perché scegliere lo zinco? Lo zinco è un materiale sicuramente estremamente durevole, vi dimostrerò che è ecosostenibile, è un materiale che se posato correttamente è assente da grossa manutenzione, è poi un materiale molto duttile, flessibile e ha questo aspetto materico che lo contraddistingue. Io parto sempre da questa slide perché questa è la nostra migliore referenza per quanto riguarda la durabilità del materiale. Questi sono i tetti di Parigi. Il primo è stato costruito nel 1811, non a Parigi ma a Liegi, però voglio dire, ci sono tetti che sono lì dai primi del Novecento e sono ancora lì e nessuno gli ha fatto più nulla. Per esempio il tetto dell'esposizione internazionale di Parigi è fatto con il nostro laminato. Qui vedete quelli che sono anche i fregi dei tetti di Parigi, sono tutti fatti con il nostro zinco laminato. Noi siamo la società che ha inventato la laminazione dello zinco e l'ha applicata in ambito industriale partendo dalle coperture dei tetti di Parigi. Ci sarebbe una storia molto lunga da raccontare in cui interviene Napoleone III, il barone von Haussmann e quant'altro, come Osmaniani e quant'altro, ma la demando a successive videoconferenze. Quindi ci tenevo a farvi vedere che comunque come prova sostanziale della durabilità del nostro materiale ci sono dei tetti che sono lì da più di 100 anni e sono ancora lì da vedere.
qualcuno anche patrimonio dell'UNESCO. Veniamo subito a quello che è la lega dello zinco. Lo zinco di titanio è una lega al 99% di zinco, si parte dai catodi di zinco puri. Ci sono delle piccoli drogaggi di titanio, rame e alluminio. Questi drogaggi sono mutuati dalle norme EN 988 e tutte le norme prevedono un minimo e un massimo di spuria nella lega, in modo tale che uno si può giocare, perché piccole percentuali di drogaggi nella lega permettono poi grandi variazioni, quelle che sono in termini di lavorabilità, malleabilità, durevolezza del materiale. Quindi queste norme indicano dei minimi e dei massimi. Noi chiaramente con 180 anni di esperienza abbiamo raggiunto un po' quello che è l'optimum per la lavorabilità dello zinco in ambito edilizio. Giusto due numeri tecnici sulla densità, sul peso dello zinco. Lo zinco pesa 7,2 kg per decimetro cubo, ovvero un metro quadro di zinco, spesso 10 decimi, pesa 7,2 kg. Abbiamo due coefficienti di dilatazione, perché lo zinco è un materiale anisotropo, quindi dilata in maniera differente a seconda della direzione, dilata maggiormente lungo il senso di laminazione del materiale. Ha un basso punto di fusione, vediamo questo è importante in termini di risparmio energetico, ed è un materiale fragile sotto i 7 gradi. Cosa vuol dire? Che per lavorarlo devo superare i 7 gradi e mezzo di temperatura. Questo non toglie che poi una volta posato non ha nessun problema. Noi facciamo anche i chalet in montagna, dove abbiamo delle escursioni da meno 40 a più 60 sul tetto, non c'è nessun problema. L'importante è per saperlo lavorare a una temperatura adeguata. Giusto due parole su quello che è la formazione della patria. Perché lo zinco è un materiale che dura? Perché è un materiale che si ossida. L'ossidazione è provocata da due principali fattori: dall'aria, ovvero dall'acqua. L'ossigeno contenuto nell'acqua forma un idrossido di zinco che è idrosolubile, e successivamente l'anidride carbonica contenuta nell'aria si forma insieme all'idrossido di zinco un idrossido di carbonato di zinco che invece non è idrosolubile e quindi protegge il materiale. È fondamentale che ci sia aria e acqua a contatto col materiale. La patina è un sostrato che protegge il materiale, diciamo che è in continua evoluzione, quindi per questo è un materiale che non ha bisogno di manutenzione, perché ha una continua formazione di patina all'esterno che protegge il materiale. Qui è giusto due dati per farvi vedere la differenza di durabilità dei materiali in ambito rurale, industriale e urbano. Da quando hanno tolto lo zolfo nella benzina, fondamentalmente in ambito rurale e in ambito urbano la durabilità è la medesima, perché l'anidride solforosa, le pH acidiche in sé potevano sciogliere quella che è la patina di zinco. Vi ho detto che lo zinco è un materiale vivo, vedremo poi nel dettaglio questo cosa comporta. Lo zinco è un materiale sostenibile, ecosostenibile, a parte il fatto che tutti i nostri stabilimenti sono certificati ISO 14001, ma noi abbiamo comunque come zinco prodotto un'analisi del ciclo di vita chiuso, cioè lo zinco è uno dei pochi metalli che ha un'analisi del ciclo di vita chiuso, e abbiamo anche prodotto una dichiarazione ambientale di prodotto che praticamente presenta i risultati dell'analisi del ciclo di vita e li produce in conforme alle delle norme ISO 14025. Qui vediamo degli esempi di quelle che sono le certificazioni ambientali in Francia, in Germania, in Inghilterra. Perché lo zinco è anche sostenibile? Perché lo zinco è un materiale naturale, quindi non ha nessun problema di tossicità, non è lo zolfo, è contenuto nell'ambiente. La concentrazione del suo grosso terrestre è di circa 70 mg per chilogrammo. È un elemento essenziale per l'uomo, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda una assunzione giornaliera di zinco. Quando io vado a prendere integratori di minerali, lo zinco è uno di quelli che comunque è sempre presente. È il terzo oligoelemento dopo il ferro e il manganese, se non sbaglio. Lo zinco, durando molto, è comunque un ulteriore sintomo di ecosostenibilità del materiale. È riciclabile al 100%, quindi tutti gli scarti di lavorazione, di cantiere e di fine vita del materiale vengono rimmessi nella catena produttiva. Si stima che vengono recuperati circa 1 milione di tonnellate di zinco ogni anno in Europa occidentale. Abbiamo visto che lo zinco ha un basso punto di fusione. Diciamo che la maggior parte di energia spesa nella produzione dello zinco avviene diciamo, nel processo di estrazione. Mentre invece nella produzione dello zinco fuso è basso, perché lo zinco fonde a 420 gradi, circa la metà di quello che è per esempio il valore di quello che è il punto di fusione di un alluminio.
quanto riguarda le produzioni, l'installazione in cantiere non necessita comunque di acqua, quindi è un'installazione a secco, non inquiniamo aria, non inquiniamo il terreno, perché comunque abbiamo visto che è un materiale compatibile con il nostro ecosistema dell'uomo. L'installazione è più o meno rapida a seconda del tipologia di progetto e, come ho detto, tutti gli scarti vengono recuperati, portati in discarica e molto spesso anche pagati, perché hanno un prezzo. Il metallo, a seconda delle quantità, a seconda di quella che è la materia, il costo della materia prima, lo scarto ha anche un costo di acquisto, quindi comunque possono andare a recuperare anche dei soldi. Queste sono principalmente le nostre certificazioni, siamo soci Grid Building, siamo soci dell'INBAR, abbiamo prodotto documentazione per cantieri LEED, BREEAM, Green Star e quant'altro. Quindi se voi avete un cantiere LEED, per esempio, noi possiamo fornirvi quelle che sono le condizioni per avere dei punti per quanto riguarda il LEED, quindi la provenienza, la durabilità, la non tossicità, l'ecosistemicità, la percentuale di riciclato della lega e quant'altro. Ultimamente abbiamo fatto questo per un cantiere qui a Milano, in fondo a Viale Sacca. Ti faccio già una domanda. Sì. Quindi questo discorso anche di riciclabilità del materiale, per esempio, in tutti quei progetti che appunto richiedono un'attenzione verso questo tipo di caratteristica, penso anche ai criteri ambientali minimi, per esempio, è un prodotto che può soddisfare queste caratteristiche qua. Sì, diciamo quando ci sono progetti in cui si utilizzano materiali naturali, non tossici, a basso impatto ambientale, dove non vada a inquinare la falda acquifera, dove diciamo l'energia per produrre il materiale viene certificata, noi abbiamo comunque la possibilità di raggiungere un punteggio abbastanza elevato. Per esempio la normativa lì prevede tutta una serie di, come posso dire, di punti in base a quello che è il materiale, e noi comunque riusciamo a ottenere un ottimo punteggio. Abbiamo comunque tutta la documentazione che certifica questo. Comunque non è un materiale che poi a fine cantiere l'installatore tutti gli scarti se li porta via perché li porta in discarica, viene rimmesso completamente nella catena di produzione. Se non viene riprodotto lo zinco per l'edilizia, lo zinco viene utilizzato per la ziccatura dei metalli, per produrre dei medicinali, per produrre, non so, le creme solari e quant'altro. Quindi il ciclo di vita del metallo è chiuso completamente. Tutto quello che viene prodotto viene poi rimmesso nella catena produttiva. Certo. Grazie. Allora, velocemente andrò a farvi vedere quelli che sono, cosa facciamo noi con lo zinco, quali sono i nostri sistemi, perché viene utilizzato lo zinco, come viene utilizzato lo zinco in edilizia. Fondamentalmente sono tre le aree di utilizzo: le coperture, abbiamo visto che nascono più di 180 anni fa, i pluviali, i sistemi di evacuazione di acque piovane. Tenete presente che in Nord Europa la grondaia in zinco è un default, quindi il tubo, il pluviale in zinco viene richiesto al 99% dei casi. E poi dobbiamo andare a vedere quelli che sono i nostri sistemi di facciata. Fondamentalmente sono tutte facciate ventilate. Secondo il tipo di sistema abbiamo diverse tipologie di posa e di resa estetica. Questo è giusto un elenco di come possono essere i nostri sistemi di facciata e di copertura. Se voi siete d'accordo, io partirei velocemente dalle doghe, che è il primo sistema. Allora, la doga è uno scatolare, viene installato su una sottostruttura che è discontinua. Si vede il mouse? Io lo muovo? Dunque, qui si vede, certamente si vede. Allora, potete vedere che l'appoggio è discontinuo, quindi ho dei profili che possono essere in alluminio, in legno, in ferro zincato. Generalmente l'appoggio è ogni 60 centimetri e su questi, dietro a questi profili generalmente si mette l'isolante, quindi l'intercapedine tra l'isolante e lo zinco. Brevemente due specifiche tecniche della doga: si usa un 10 decimi come spessore. Qui potete vedere la sezione della doga, questa è la femmina, questo è il maschio. Ho tre formati standard che sono 200, 250 e 300 mm. Per me l'interasse è dato dalla faccia a vista più la fuga. Allora, a parità di sviluppo di questa sezione, io posso andare a profilare il mio naso più o meno lungo. A seconda della lunghezza del naso, io vado a creare una fuga nella doga successiva che può variare dai 3 mm ai 20 mm. Non si usa mai fuga zero perché il materiale, come detto, dilata e devo permettere un minimo di dilatazione del sistema. Giocando con le fughe vedremo che posso ottenere dei pannelli dogati più grandi, più complessi rispetto a quello che è l'interasse standard.
Abbiamo due tipi di sottogiunti trasversali che possono essere a vista o a scomparsa. Qui vedete, qui ci sono dei giunti ma non si vedono perché è un sottogiunto che si inserisce a canotto tra le due doghe e mi permette di non vedere lo scuretto verticale se la doga è orizzontale. Vado avanti velocemente con dei progetti. Questa è una cantina che abbiamo fatto a Portogruaro, vediamo anche versione retroilluminata notturna. Questo è il magazzino automatizzato della Dainese, si vede l'autostrada la A4 a Vicenza. Questo è la ristrutturazione dell'Hotel della Gare di Bologna. Qui vedete dei pannelli grandi, ma in realtà sono realizzati con tante doghe a fuga minima. Qui abbiamo con una pelle contornato questo edificio, che diciamo non era un gran bel edificio, diciamo l'abbiamo un po' migliorato, rivestendo completamente in zinco, è vicino alla stazione di Bologna ovviamente. Questa è giusto una slide per vedere la flessibilità del sistema. Io con la doga riesco a fare gli imbotti, vado a girare dentro gli imbotti, posso fare l'angolo, quindi non ho un profilo sull'angolo, ma è la doga stessa che mi gira, sia in verticale che in orizzontale. In più posso variare l'altezza, perché abbiamo visto quella che era l'altezza standard, ma ho altre due altezze, 8 mm e 35 mm. Variando l'altezza ottengo quello che è questo effetto dentro e fuori sulla facciata. Lo vedremo anche in altri sistemi. Questo è un po' una moda ultimamente, quindi portare fuori dal piano il piano, scusate, della facciata. Un'altra tecnica che usiamo spesso e volentieri è la foratura. Poi vi farò vedere anche in dettaglio alcuni esempi. In questo caso è un capannone che siamo in provincia di Torino, che abbiamo rivestito, anche qui una ristrutturazione, abbiamo rivestito. C'era una lunga serie di serramenti a nastri dove era un grosso problema di fattore solare. L'abbiamo risolto semplicemente punzonando le nostre doghe. Abbiamo cambiato colore, ma questo è un dettaglio, in modo tale che il sole non desse fastidio a chi lavorava dentro, ma la luce comunque passa in maniera corretta. Questo è un parapetto di un attico che abbiamo fatto in centro a Milano, in questo caso le doghe sono state anche retroilluminate con delle strisce LED. Vediamo la versione, diciamo, notturna. Tramite la punzatura e la foratura della doga riusciamo anche a ottenere delle immagini in facciata. Questo per esempio è un asilo in Francia. Questo è il stesso discorso invece, il concetto che ho fatto vedere prima, punzonando la mia doga, quindi perforandola davanti alle finestre, ottengo questo fattore di schermatura solare continua lungo la facciata. Questa l'abbiamo fatta in Francia con pigmento marrone e questa è la versione in pigmento verde. Vedete. Ma una domanda, questi giochi, anche questi disegni, quindi questa personalizzazione fondamentalmente, sì, diciamo che su disegno fornito dal progettista, dal professionista. Diciamo che noi sposiamo, sì, noi cerchiamo di sposare maggiormente quelle che sono le esigenze chiaramente estetiche del progettista. Cerchiamo di ingegnerizzarle, quindi fare in modo che siano in piedi. Per esempio, un limite che può essere quello della foratura è il rapporto vuoto per pieno. Noi abbiamo raggiunto un alto rapporto che è del 66% di vuoto quando abbiamo fatto un parcheggio, perché per evitare la ventilazione forzata abbiamo messo le pareti forate del 66%. È comunque un limite molto, diciamo, elevato. Generalmente si sta sul 40%. Poi dipende anche dal tipo di lavoro, la forma, dove lo vado a mettere, la dimensione e quant'altro. Però cerchiamo comunque sempre di andare incontro a quelle che sono le esigenze estetiche del progettista e magari cerchiamo anche di risolverle insieme. Per cui non diciamo a priori, cerchiamo comunque di capire qual è l'esigenza e dare una nostra soluzione personalizzata. Questo naturalmente certo. Sì, anche molto interessante a fare. L'altra domanda che mi viene subito pensando a questo, poi magari anticipo delle domande che vengono anche ai professionisti, certo. Però come si vede per esempio in questo caso qua, io ho una facciata ventilata dove una parte di questa va con questo sistema della foratura a risolvere un problema di schermatura delle finestre. La sottostruttura, com'è il rapporto? Cioè nel senso io ho a quel punto una sottostruttura come in questo caso che si vede. Esatto, allora infatti il trucco è proprio questo, la bravura del progettista è fare in modo che la sottostruttura che si vede abbia una valenza estetica, quindi vediamo poi per esempio che hanno portato fuori dal piano alcuni setti, quindi diciamo hanno pasticciato un po' la facciata. Un altro trucco è quello di andare a mettere i montanti davanti ai montanti della finestra, quindi evitare di mettere un montante davanti a un vetro per esempio, o cercare di allungare quello che è lo spazio tra un montante e l'altro, magari tra le due coree di un prefabbricato. Ci sono un po' di soluzioni.
però chiaramente quando c'è la foratura io vado a vedere quello che c'è dietro, quindi comunque è una difficoltà progettale in più che noi mettiamo. Sì. Però devo dire anche, come posso dire, una sorta di aumentiamo quella che è la capacità espressiva anche del progettista, perché andiamo al di là proprio del puro piano della facciata, andiamo anche dietro. Per esempio, Certo. sono facciate che sono cieche, che abbiamo forato, dove però la facciata interna è stata colorata di nero, o per giocare con delle luci poi a LED sulla facciata e dare questi giochi di luce tra il filo della facciata, cioè il muro della facciata, e quello che è invece la pelle esterna di zinco. Certo, certo, grazie. Allora, sulle doghe diciamo che bene o male abbiamo visto a grandi linee quello che è il sistema. Io andrei avanti con un altro sistema di facciata che è la graffatura angolare, che è un po' l'opposto di quello che è la doga in termini estetici. La doga abbiamo visto che aveva uno scuretto interno, quindi non avevo una fuga verso l'esterno, mentre invece la graffatura è proprio un ricciolo che viene fatto, lo vedete qui in questa sezione, in facciata. Si chiama angolare perché a differenza di quella della copertura ha questo angolo. In copertura vedremo che è rigirato un'altra volta. Quindi ho questi due, diciamo, rispetto all'interasse, diciamo, della mia facciata, queste due fughe in rilievo, il cui interasse massimo è di 430 mm, chiaramente può essere variabile, vediamo degli esempi, non posso andare oltre perché abbiamo visto che lo zinco è un materiale che dilata, quindi devo gestirmi le dilatazioni, ma è anche un materiale materico, quindi se io vado a fare delle facce molto, molto larghe, poi ho questo effetto che spancia e non è bello. Cioè, è vero che è un materiale materico, ma se spancia troppo, esteticamente non è bello. Quindi abbiamo dei limiti dimensionali. Tutti i fissaggi sono a scomparsa, anche quelli delle doghe, non l'avevo detto prima, e permettono dilatazioni. In questo caso qui nella foto vedete le linguette, questa è quella linguetta fissa e la linguetta a scomparsa, che vengono inserite all'interno della graffatura e fissate sul laminato. Poi vediamo delle foto. L'interasse ve l'ho già detto, lo spessore è 0,8, si parte da un coil a 500, cioè largo 500, per evitare, se io voglio fare il passo 43, per evitare sfridi, utilizzo il coil a 500, perché la graffatura mi porta via 7 cm di materiale. Qui vediamo un rendering in 3D di quello che può essere una sezione standard di una facciata orizzontale e verticale in graffatura angolare. A differenza delle doghe, vedete che c'è un piano d'appoggio fisso, che può essere il legno o una lamiera grecata. Il piano d'appoggio, diciamo la direzione del piano d'appoggio è trasversale a quella che è la direzione della graffatura. Quindi orizzontale se la graffatura è verticale, e verticale se la graffatura è orizzontale. La ventilazione è dietro al legno o dietro alla lamiera grecata. Qui vediamo degli esempi in cantiere, per notare la posa del mio assito di legno, le mie linguette, ecco il passo di queste linguette vanno posate 4 al metro, una di 33 cm. Questo è importante per dare stabilità alla facciata. Qui vedete delle linguette scorrevoli, in alto ci saranno quelle fisse, perché generalmente in teoria la facciata si appende un po' come si appendono le facciate continue in vetro, cioè i fissaggi fissi sono in alto e si cerca di farle scorrere verso il basso, in linea teorica. In pratica poi ogni facciata, ogni copertura ha una storia a sé, dipende molto dal numero di imbotti, di corpi emergenti, della direzione della mia graffatura, quindi caso per caso poi noi indichiamo come andare a posare. Vediamo delle foto di come viene chiusa, può essere chiusa sia a mano che con una macchina la mia graffatura. La chiusura a mano è più gestibile, più controllabile. Con la macchina devo stare attento perché se non la controllo poi la macchina poi si dice sgraffa e quindi mi rovina tutto quello che è la mia posa, quindi devo stare molto più attento. Vediamo a vedere degli esempi. Qui siamo a Milano, questo qui è il rivestimento di un vano scala fondamentalmente, questa è la palestra del CUS di Siena. Qui siamo a Mestre, questa è una graffatura a passo variabile, vedete orizzontale. Tra l'altro qui come sottostruttura siamo usciti dal piano perché il mio edificio era il classico edificio industriale, un capannone verticale. Abbiamo usato una costuratura metallica in carpenteria per portare la facciata al di fuori del piano. Questa è la nostra università Ca' Foscari, sempre a Mestre, a Venezia, in finitura Antra. Qui vediamo un altro rendering. Notare come abbiamo contornato le finestre, come abbiamo una pelle che avvolge completamente l'edificio. Ci siamo in provincia di Torino, anche qui siamo usciti dal piano, questa è una villa privata, un'abitazione privata. Qui siamo in Francia, qui abbiamo gestito in maniera un po' maniacale tutti quelli che sono gli imbotti.
Questa foto è giusto farvi vedere che in facciata la direzione della graffatura è indipendente, posso farla verticale, orizzontale, obliqua. Questo questa qui è una sorta di diamante, però comunque in facciata non ho problemi di direzionabilità della mia graffatura. C'è in provincia di Novara con un passo variabile, questa è una ristrutturazione sempre di un capannone, questi sono gli uffici di un capannone, è un passo variabile, mi permette col passo variabile di andare a ottimizzare quello che è l'arrivo sulle finestre, quindi per esempio il mio imbotte arriva passante a filo liscio con quello che è la marcatura della graffatura. Quindi posso andare comunque a risolvere quelli che sono quei minimi, come posso dire, millimetri di differenza tra una finestra e l'altra, andarmeli a gestire in modo tale che poi la resa estetica sia comunque molto bella da vedere. Questo è il classico, va molto di moda questa, la classica copertura che scende in facciata. Qui abbiamo un altro esempio, uno era negli Stati Uniti, un altro in Francia, ma ci sono diversi casi anche in Italia. Un altro sistema di facciata è il clean, è classica doga sormonto. Diciamo che in Italia questa ha preso poco piede, ma molto più in Belgio, qualche edilizia residenziale del Belgio, per esempio. È molto semplice da posare, il mio classica struttura discontinua in legno, in alluminio, in lamiera, come voglio. Basta che metti in bolla il primo pezzo e poi di conseguenza salgo e vado a rivestire tutta la mia facciata. Qui abbiamo degli esempi, chiaramente in tutte le mie finiture. È una doga, classica doga a sormonto. Pannelli piani sono un altro sistema di facciata, si possono chiamare pannelli piani, ma si possono chiamare anche grandi scaglie o scandole. Fondamentalmente sono dei giunti a sormonto. Noi li chiamiamo pannelli piani perché, non so se si vede nella slide, lungo una direzione avevo una risiega che praticamente porta indietro il mio materiale, quindi il pannello successivo è sullo stesso piano di quello precedente. Posso farlo o in una sola direzione, come la foto che vedete qui sotto, quindi in questa direzione, diciamo, questo pannello è planare con questo, in questa direzione il sormonto è uno sopra l'altro. Anche qui vengono fatti in 8 decimi o in 10 decimi, la larghezza massima, diciamo standard, è di 65 mm, ma abbiamo fatto anche pannelli molto più grandi. Sul pannello piano ci siamo un po' sbizzarriti, vedremo poi anche degli esempi. Anche qui abbiamo il fissaggio a scomparso, le mie classiche linguettone fisse e scorrevoli, che vengono fissate su quello che è il mio assito o la mia struttura portante sottostante e mi nascondo completamente tutti i fissaggi. Anche negli imbotti, come in tutti gli altri sistemi, non vedo una vite, non vedo un rivetto. Nel caso vedesse un rivetto, vuol dire che c'è qualcosa che è stata fatta non come le nostre specifiche. Così anche un'astrometria di quello che è il sistema del pannello piano, molto simile alla graffatura, verticale e orizzontale, con il mio assito di legno nel retro o la mina aggregata. Ecco, una cosa importante da dire, lo dirò anche dopo, il legno compatibile con lo zinco di titanio è l'abete grezzo. Quindi io in facciata e in copertura predigerò prevalentemente l'abete grezzo. In facciata sono più libero di scegliere, quindi nel caso potrei avere anche dei pannelli fenolici, pannelli USB compensati e quant'altro, che hanno comunque un pH acido che non farà molto bene allo zinco. Ricordate che lo zinco è un materiale vivo, quindi per durare va comunque contornato in materiali compatibili. Ho tutta una serie di guaine di separazione che mi permettono poi di installare lo zinco anche su materiali non compatibili. Qui mi viene una domanda. A livello di sottostruttura, perché tu stai facendo vedere diversi tipi di soluzioni che richiedono anche diversi tipi di sottostrutture, sta entrando un pochino anche nel dettaglio di materiale, addirittura del legno necessario, eccetera, eccetera. Poi però fornite anche il chiave in mano, nel senso che a livello di sottostruttura, di come stavi dicendo, di guaine, quindi di tutti quei dettagli e quegli elementi che servono per posarlo, siete in grado di farlo voi con vostre squadre, eccetera. Sì, poi vediamo, ho giusto 2 slide sui nostri installatori certificati, certo che sì, diciamo che il mio installatore si preoccupa di tutto, generalmente partiamo dal muro grezzo e veniamo in avanti, poi l'isolante lo può posare l'impresa o chi per esso, è buona norma che l'ultimo strato, che può essere il legno o la lamina aggregata, sia posato dall'installatore certificato, perché poi è quello che dà la direzione e il piano della mia facciata. Quindi se ho problemi sul legno, ho problemi in facciata. È capitato l'area degli assiti perché erano stati posati con diciamo, competenza da carpentiere, con tolleranza da carpentiere, da chi fa i casseri, che vanno nel centimetro, mentre noi lavoriamo col decimo di millimetro. Quindi
o perché i nostri materiali, come posso dire, i nostri sistemi possono chiudere l'imbotte, chiudere l'angolo senza giunti, quindi un angolo deve essere 90 gradi da una parte e dall'altra. Se è sghembo poi ho problemi a fare il bordo completo, quindi la posa del piano d'appoggio è buona norma che venga fatta poi dall'installatore certificato. Certo, perfetto. Qui vediamo la posa, diciamo, del mio pannello piano con la mia linguetta avvitata su un assito di legno. Notare che tra una doga e l'altra c'è una lama d'aria. In teoria in facciata potrei anche mettere un asse sì e un asse no, perché non è calpestabile. E vediamo un po' di esempi, di soluzioni. Questa è una villa che abbiamo fatto a Ponte Tresa. Questa è la sede dell'ACI di Torino. Siamo di fronte allo stadio del Torino qui. Questi sono pannelli piani, qui è una graffatura. Vedete come il pannello piano è stato calandrato, quindi io posso seguire anche delle forme sinuose della facciata. Non è detto che siano per forza geometricamente perfette, poi vedremo nel dettaglio. Questa è una casa NZEB, anche questa, fatta a emissione zero, una casa in legno, a Bibbiena. Vedete il pannello piano qui di forme differenti, quindi non c'è, come posso dire, un formato standard, ma sono diverse scaglie che vengono fissate una tra loro. Qui siamo in Florida, negli Stati Uniti, abbiamo tirato diversi colori. Ecco, qui la forma è completamente diversa. Abbiamo visto forme rettangolari, in questo caso abbiamo usato una forma esagonale per rendere questa forma di pelle di drago. Questo è uno studio di architettura. Non so se si vede nella foto, era un vecchio edificio a cui è stato in aggetto creato questo spazio. Quindi diciamo che il moderno incontra in questo caso l'antico. Questi sono pannelli piani esagonali posati chiaramente su una sottostruttura curvilinea. Qui abbiamo usato in copertura, sono delle scaglie triangolari. Questo è una galleria d'arte fatta in scaglie in Austria. Qui vedete un particolare della facciata, anche qui la forma è molto discontinua, non è sicuramente planare. Questo è, io lo chiamo il dirigibile, qui siamo, se non sbaglio, in Turchia. È sempre una copertura barra facciata a scaglie. E questi sono i docks di Bruxelles, anche qui sono grandi scaglie che vanno a rivestire tutto il mio edificio. Quindi il pannello piano, diciamo, è molto versatile, un po' come la graffatura, sia in facciata che in copertura. Andiamo a vedere quello che è il mio pannello ondulato, si chiama Sinus, ho 3 forme d'onda, in spessore 1 millimetro e 0,8, secondo dello spessore poi avrò i miei vari pesi a metro quadro. Ecco, questo è l'unico sistema che è fissaggia a vista, quindi vedete che posso fare un sormonto o un giunto verticale con la classica cartella di separazione, ma in questo caso i fissaggi sono volutamente a vista, perché l'ondulato nasce con i fissaggi a vista. Non ci siamo inventati nient'altro che ondulare la nostra lamiera di zinco su un sistema che si usava già prima, quindi diciamo la stessa profila che profila l'alluminio può profilarlo in zinco. Qui vediamo il rendering di quella che è la mia sottostruttura. In questo caso, come le doghe, non ho un piano d'appoggio, ma ho un supporto discontinuo, alluminio, ferro, legno, che si vuole. Vediamo degli esempi di posa. In questo caso è stata posata su dei profili in legno. E quindi esempi di realizzazione. Qui siamo in provincia di Bergamo, questa è una ristrutturazione, questo era un vecchio edificio tessile, è stato completamente rivestito in zinco, in sinus. Questa invece è la nuova sede dell'ABB, sempre a Bergamo. In questo caso abbiamo anche calandrato, trasversalmente alle onde, chiaro, perché longitudinalmente sarebbe stato molto semplice, la mia lamiera, quindi è molto flessibile anche in questi casi. Allora, una domanda su proprio questo tema della calandratura, perché un progettista ci chiede, negli edifici che presentano sinuosità, proprio come questa curva che hai fatto vedere, o addirittura come si vedeva prima in altre immagini, qual è la sottostruttura che viene usata? Vabbè, allora, in questo caso, siccome un sinus, ho dei supporti trasversali discontinui, perché comunque il mio pannello è rigido, quindi comunque io lo vado a calandrare, ma essendo ondulato mi porto la flessione fuori dal piano, quindi comunque non ho problemi di spanciamento, perché è già ondulato. Non so se mi sono spiegato. Quindi ha una struttura, in questo caso è discontinuo, ho dei profili verticali, questo sarà ogni 30 cm, devo fargli fare la curva, diciamo, quindi vado a segmentare la mia curva, ma è una struttura discontinua verticale.
Per quanto riguarda invece i pannelli piani o la graffatura, lo faccio o con un assito di legno o con la mia aggregata, vado a calandare anche quello che è il mio piano d'appoggio. Quindi gli stelli, per esempio, lo vedremo poi successivamente nelle coperture che abbiamo fatto anche ondulate, erano messi come tanti di stelli sovrapposti come un fasciame di una nave, diciamo. Certo. La graffatura è una sottostruttura continua, le doghe e il sinus invece prevedono un appoggio puntuale. Quindi in questo caso, per esempio, nella BB ho dei traversi verticali, penso che siano di 30 cm, giusto per dargli, dipende un po' dal raggio di curvatura, perché io una volta che ho calandato il mio materiale rimane fisso così. Devo solo seguire quello che è l'andamento della mia curva in questo caso. Certo. Beh, se ci sono poi altre questioni, magari invito il progettista ad approfondire ancora di più la domanda, ma penso che sia stato chiaro, insomma. Ecco, vale sempre il concetto che la sottostruttura, il piano d'appoggio, è quello che dà la forma poi alla mia facciata o alla mia copertura. Quindi deve essere fatta, cioè il millimetro è il millimetro, non è che lo zinco poi va a compensare, no? Anzi, posso avere punti di cuspide, quindi... Allora, addirittura adesso dice che si riferiva proprio a quel dirigibile, perché effettivamente aveva una forma proprio particolare, sì, a quel dirigibile sì, che ha visto sì, prima, insomma. sì, è un fasciame tipo nave, sono tante doghe di legno accostate. Ok. Le vado a piegare, magari, allora, siccome lo spessore del legno deve essere almeno 2,5 cm per, come posso dire, affinché la vite che mi sostenga il mio materiale sia, come posso dire, resistente all'estrazione, se 2,5 cm è troppo spesso per curvarlo, utilizzo 2 o 3 asse sovrapposte di legno, in modo tale da dare la curvatura esatta. Quindi è un po', come posso dire, un esercizio anche di stile, fare in quel modo lì, cioè non è semplice, è un po' più complesso, ma si fa. Certo, certo. Scusate, ma qui la luce sta ballando, ok, andiamo così. Andiamo. Allora, il sinus qui l'abbiamo forato, ecco, qui ritorniamo al discorso di prima della sottostruttura. Vedete, in questo caso la sottostruttura è proprio vista in faccia, cioè io devo andare a sorreggere il mio materiale, è davanti a delle finestre, quindi la vedo in pieno sole. Cosa faccio? Il progettista se l'ha inventata, la messa su storta, quindi dà un segno alla mia facciata e insomma è una caratteristica, brutta non è. È un escamotage per insomma andare a scoprire quella che è la sottostruttura. In questo caso, ecco, qui invece è molto regolare la sottostruttura, vedete qui, queste sono delle finestre, questa è una libreria, una biblioteca, scusate. Davanti alle finestre ho una sottostruttura regolare a mo' di facciata continua, vedete, sono montati dei traversi molto regolari, quindi visti da fuori è armonica. Un ultimo sistema di facciate, il mosaic. I mosaic sono le classiche cassette. Cos'ha di particolare questa cassetta? Che ha, come posso dire, delle altezze e profondità variabili, quindi posso entrare e uscire come con le doghe dal piano, è molto facile da posare, quindi una volta posata mi risolve già la fuga, quindi tutti i miei sistemi, diciamo, sono chiusi, non è che c'è percolamento di acqua all'interno, a meno che non sia perforato. Però diciamo il fuoriacqua è dato anche dalla facciata. Nel caso ci fosse percolamento d'acqua, diciamo che nelle facciate non c'è problema, o perché viene raccolta alla base e la ventilazione me la asciuga, quindi non è un problema che l'acqua entri in facciata, anche perché il fuoriacqua su una facciata viene dato, quanto riguarda l'edificio, viene dato dal serramento. Qui vediamo un esempio, ecco, di realizzazione, vedete col dentro fuori come abbiamo ridisegnato la facciata, non sembra neanche una facciata a cassette. Qui vediamo molto meglio l'effetto. Anche qui, questa è una sede di notarile, vedete, sono delle cassette, ma in realtà sembra qualcos'altro. Doppia graffatura, e qui viene il bello. Allora, giusto un attimo, ci soffermiamo su questa slide, ho messo dei numeri. Stiamo parlando di coperture. La doppia graffatura è una tecnica, abbiamo visto, che è molto antica, più di 200 anni, ed è una tecnica anche dove ancora il fattore artigianale fa la sua differenza. Quindi va posata con grano salis. Ho dei limiti. Il limite primo è il limite per la pendenza, la minima per lo smaltimento dell'acqua, quindi ora almeno 3 gradi. Il tetto può essere piano, ma se è piano ho dei ristagni d'acqua. Sotto i 3 gradi comunque io posso fare le coperture, ma sono sicuro che la mia acqua andrà a stagnare. Per avere una ventilazione efficace, in questo caso, devo avere almeno 10 gradi.
ovvero il 17%. Sotto i 10 gradi io posso fare tutta la camera di ventilazione che voglio, ma non ho quell'effetto di ventilazione che è richiesto invece una copertura ventilata. Vedremo in dettaglio poi anche soluzioni per coperture non ventilate. Anche qui, come la graffatura di parete, la linguetta di fissaggio è la medesima, questa è quella fissa e questa è quella scorrevole. In teoria si posa su un assito di legno, come vedete in questo rendering, però posso posarlo anche su una lamiera grecata o su un materiale non compatibile utilizzando delle guaine. Come viene lavorata la graffatura? Parto da una lastra che è fatta a un estremo a C e un estremo a L. La C sormonta la L successiva, la richiudo una prima volta e la richiudo una seconda volta. Quindi io alla fine avrò questo ricciolo in copertura con un passo massimo di 60 cm. Questo doppio ricciolo mi impedisce all'acqua di entrare, quindi la copertura e la graffatura è impermeabile. Va da sé che la doga non va forata, poi vedremo le soluzioni. Quindi è come se io creassi dei canali alti 2,5 cm, perché il ricciolo della graffatura è 2,5 cm, con un passo 60. Quindi ho dei canali che mi fanno scorrere l'acqua. In questo caso la graffatura viene posata in copertura lungo la linea di massima pendenza, per gestire, diciamo, quello che è il deflusso delle acque. Vediamo un dettaglio della mia linguetta. Quindi abbiamo le misure, 2,5 cm, il ricciolo è 10. Alla base, tra un laminato e l'altro, lascio 5 mm perché devo permettere al laminato di poter scorrere. Questa lavorazione viene fatta in profila, che sono delle macchine che possono essere installate anche in cantiere, quindi che mi producono la mia doga che poi viene fissata in copertura. Qui vediamo quello che è una classica sonometria di una copertura standard, con il mio assito di legno in abete grezzo, distanziato, la mia camera di ventilazione, la mia griglia di areazione in gronda. Ecco, l'aria, dirò una banalità, ma entra dalla gronda e esce dal colmo, quindi avrà un colmo ventilato. Se non ho la possibilità di fare la ventilazione, ho due soluzioni. La prima è utilizzare la finitura plus, ovvero su tutti i miei colori, tutti i miei sistemi, tutti i miei prodotti di zinco, posso andare a laccare la parte sottostante con una laccatura protettiva spessa 60 micron, che è una polimerizzazione a forno. Cosa succede? Questa laccatura impedisce alla condensa di far danni nella parte sottostante al laminato. Un'ulteriore soluzione, quindi in alternativa a questo Zinc Plus, è la guaina Delta. Guaina Delta è una classica guaina in polietilene ad alta densità, bugnata, la bugnatura è alta 8 mm ed è calpestabile. Devo utilizzarla con le sue linguette di fissaggio ad hoc che mi permettono il fissaggio alla base, diciamo, della mia guaina e mi permettono il fatto che questa guaina non venga mai schiacciata, perché il fissaggio viene messo alla base. Però interposta tra lo zinco e uno strato non compatibile, vedete qui ho messo una sezione della mia arrivo in gronda, mi permette alla mia condensa di scaricare in gronda. Tenete presente che tutte le coperture metalliche, le facciate metalliche, condensano. In montagna siamo arrivati anche ad avere 1 litro metro quadro di condensa al giorno. È buona norma che questa condensa venga scaricata, non rimanga, diciamo, nel pacchetto di copertura. Quindi che sia ventilata o non sia ventilata, è buona norma che questa condensa defluisca. Questa guaina mi permette comunque di raccoglierla se è posata come si deve, questo è un se che io poi ribadirò anche dopo, mi permette di non avere nessun problema, quindi anche di avere, in questo caso era stato posato su una vecchia copertura in guaina bituminosa, le tegole, classica tegola in guaina, che non è compatibile con lo zinco, il bitume non è compatibile. Interponendo una guaina delta io non ho nessun problema, sono andato a vetrarmi sopra poi la mia copertura, la graffatura e ho risolto ogni problema. Qui vediamo un esempio di quella che è la mia macchinetta per aggraffare. Questa è la profilatrice e questo è quello che in gergo viene chiamato il porcellino, è quello che serve per chiudere la graffatura in copertura in facciata. Questa macchina invece qui sulla sinistra serve per profilare, quindi io inserisco da una parte il laminato piano e mi esce con riccioli per la graffatura. Posso avere la versione da officina e la versione più piccola da cantiere. Quelle moderne hanno anche, diciamo, il taglio a misura, quindi io vado a profilare al millimetro la mia lastra che mi serve in quel momento. Vediamo degli esempi di chiusura del laminato, la posa delle linguette e la chiusura del mio laminato.
Vedete, avete notato che in tutte le foto di cantiere c'è un pelabile sul mio laminato, il mio zinco. Questo pelabile viene tolto a fine posa. C'è tutta una serie di tecniche di soluzioni per, come posso dire, nelle grondaie, negli abbaini, in tutti quei punti particolari di gestione di questo pelabile. Perché comunque lo devo togliere a fine posa, comunque non mi deve impedire poi la corretta posa del mio materiale. Serve per proteggerlo durante la posa. Vediamo un altro esempio, sempre di posa. Ecco, in questo angolino si vede, questo è un Velux, notare delle saldature. Ecco, uno dei motivi per cui lo zinco si usa in copertura è perché si può stagnare come il rame. L'attività di stagnatura è una procedura che noi insegniamo ai nostri installatori, è particolare, se è fatta bene, correttamente, mi dura tanto quanto il laminato. Quindi non utilizzando colle o siliconi che dopo un po' di anni o se non mesi si seccano, la stagnatura corretta mi dura tanto quanto mi deve durare la mia copertura. Qui vedete anche un esempio di come abbiamo fissato le linguette, quindi poi successivamente qui si richiuderà con un'altra lastra di zinco. Vediamo un po' di esempi. Questa è la classica copertura classica doppia falda, qui siamo su coperture curve, ecco, in questo caso sicuramente non è ventilata, quindi avrò utilizzato o la guainadetta, anzi in questo caso l'abbiamo fatto con lo zinco plus sicuramente. Questa è la sede della Yumica Hoboken, questo è un tappeto volante, vedete come è flessibile il nostro materiale, come permette di andare a risolvere tutte delle forme un po' particolari, di certo non banali, ecco. Questo vediamo un altro particolare di come abbiamo rivestito questa copertura. Questo è il classico tetto alla francese, questi sono tutti fregi fatti in zinco, lo vedremo nel dettaglio dopo. Questa è la sede del pronto soccorso di Parma, il classico cupolone, si può notare il sistema antivento, qui c'è una linea vita, tutti questi sistemi, scusate, fermaneve, non antivento, fermaneve e linea vita, sono sistemi che vengono fissati con degli accessori ad hoc che in ogni caso mai vanno a perforare quella che è la mia graffatura. Dico una banalità, ma la lastra in zinco non viene mai forata in copertura. È successo che noi abbiamo finito un cantiere, dopo un po' di mesi è arrivato l'installatore Sky per installare una parabola, ha chiesto cosa c'era sotto e il proprietario ha detto: ah, ho visto che avevano messo un assetto di legno, ah, perfetto. 4 billoni, una piastra, una mela di silicone e se n'è andato. Dopo 6 mesi entrava acqua. Siamo andati a vedere e non si fa così, nel senso che ci sono degli accessori per fissare le antenne, i pannelli solari, le linee vita, gli antipendolo, il fermaneve, che mi permettono di fissare tutti questi sistemi senza andare a forare la mia graffatura. Questo è il Bennett, anche qui in questa parte come il pronto soccorso è stata forata alla base, ci sono delle macchine. Questo è il centro congressi Vallelunga dell'autodromo. Questo edificio residenziale in centro a Milano, notare come la copertura in pigmento rosso vada a morire su quelli che sono i vecchi tetti di Milano. Qui siamo in centro. Si notano i fermaneve, i corpi emergenti, i camini, i comignoli. Questo è un particolare, ecco, andate a vedere come la pinza del fermaneve è nata fissata sul mio riccio della graffatura. Qui vediamo l'antipendolo e qui in alto andrà fissata la mia vita sul colmo. Qui siamo a Venezia, anche qui abbiamo la linea vita. Ecco, per esempio, questo qui è una copertura in zinc plus, perché non è ventilata. È il teatrino di Palazzo Grassi a Venezia, la copertura del teatrino di Palazzo Grassi. Questo è un altro particolare, vi farò vedere gli accessori, insomma, per la graffatura. Questa è la nostra versione a Zengar. Questa è la classica copertura, abbiamo visto anche altri esempi prima, che va a morire in facciata. Tetto curvo. La copertura alla francese dell'Hotel Gallia a Milano, piazza Duca d'Aosta. Qui siamo sul Lago Maggiore di Verbania, centro congressi di Verbania, che in questo caso il legno non è stato posato dall'installatore e vedete ci sono dei punti di cuspide che non erano previsti dal progetto. Questi devono essere 4 sassi messi in riva al mare, devono avere una forma, come posso dire, un sasso scusate, in riva al lago. Un sasso del fiume è arrotondato, non ha sicuramente punti di cuspide. In questo caso il legno non era posato come si doveva e l'installatore ha dovuto, insomma, faticare parecchio per ottenere un aspetto gradevole. È un lavoro che è durato più di un anno. Sul Lago Maggiore lo si vede anche appena entrati a Verbania. Qui siamo in Turchia, classico cupolone a passo variabile. Allora, un altro sistema. Se non ci sono domande vado avanti sulla graffatura.
Allora, non ci sono domande sulla graffatura, però ci sono un paio di domande di cose. Allora, una è relativa, se ci puoi ridire la percentuale di foratura che si può eseguire, ad esempio nel caso di Allora, microforatura. L'avevi già detto prima, magari il professionista si è aggiornato dopo. come massimo, sì, lo vediamo anche dopo, come massimo siamo arrivati al 66% di vuoto per pieno. In quel caso abbiamo utilizzato un laminato spesso 1,5 centimetri, millimetri, scusate, 15 decimi, perché chiaramente aumentando la percentuale di vuoto devo aumentare lo spessore del laminato. Abbiamo visto che i miei spessori standard partono dallo 0,7 in copertura, 0,8, 10 decimi in facciata, fino ad arrivare ai 15 decimi per alcune cassette particolari o alcune, come posso dire, installazioni particolari, in questo caso per esempio la foratura estrema. Diciamo che lo 0,7 e lo 0,8 sono i formati che vanno di più per la maggiore, 10 decimi sono solo per le doghe, e i 15 decimi sono proprio per progetti particolari speciali dove si vuole una maggiore rigidità del metallo. Allora, questa è la nostra scusate, la mia classica scandola preformata, diciamo, in fabbrica, viene venduta in scatole, si fissa con delle viti a sormonto, la pendenza minima, vedete, deve essere superiore al 25% perché, a differenza della graffatura, essendo un fuoriacqua a sormonto, devo impedire all'acqua di risalire, quindi deve avere almeno il 25%. Piano d'appoggio sempre in legno, con lamiera grecata, trasversale a quella che è la linea di posa. Qui abbiamo degli esempi di posa, ci siamo sempre in Italia, questa è una foto, l'ho messa volutamente perché è fronte mare, ecco, lo zinco fronte mare non ha nessun problema, anzi reagisce molto bene a quella che è la salinità del luogo. L'unica cosa è che la sassene si vede perché è bianca e quindi quando piove poi si delava la facciata, ma non ha problemi di corrosione, per esempio, fronte mare lo zinco. Ecco, e chiedono, guarda, mi rilaccio subito Sì. perché c'è una domanda: come si comporta l'irraggiamento solare essendo un metallo? Quindi penso che si riferisca sia al tema della dilatazione che hai Allora, spiegato tenete prima. presente che d'estate in copertura possa arrivare anche a 60 gradi, motivo per cui io vado è molto consigliata la ventilazione, perché con la ventilazione io ho 60 gradi sul ferro, sullo zinco, ma ne ho 30 quando arrivo al primo strato di isolante, quindi perché la ventilazione mi porta via gran parte del calore. Per quanto riguarda la riflettenza, mi chiede la riflettenza, comunque sono materiali scuri, non hanno la riflettenza del bianco, ecco, abbiamo dei bilaccati bianchi se vogliamo avere una riflettenza bassa, però se la domanda è come si comporta col calore non ho nessun problema, se io gestisco le dilatazioni non ho problemi col calore. Certo. Non so se era questa la domanda. Ma allora magari gli chiediamo di contestualizzarla diversamente, ma penso che la domanda fosse questa: era molto chiaro come si comporta con l'irraggiamento solare essendo un metallo, quindi credo che riferisse proprio a quel mondo. Beh, è chiaro che avete visto che tutti i fissaggi sono, come posso dire, c'è un punto fisso e un punto di scorrimento, quindi ogni soluzione viene studiata in modo tale che io vada a capire come andrà a morire la copertura, la facciata quando si dilata e dove andrà a morire quando si contrae. Quindi ho tutta una serie di tolleranze da andare a gestire, sia nei fissaggi, sia quando arrivo a dei corpi fissi, che può essere un Velux, un camino, un imbotte. Certo. E lì è proprio la bravura dell'installatore di programmare questa cosa. Certo, certo. Metallo. Come tutti i metalli, diciamo, si cerca di non impuntarli, ma di farli scorrere. Certo. Qui vediamo una Abbiamo foto. ancora una decina di minuti per poi avere anche il tempo delle domande. Guarda, ho quasi finito. Siamo sul perforato. Giusto da vedere. Allora, qui sono tutti sistemi, come posso dire, un po' custom, non sono sistemi standard, ma siccome va molto adesso una questione di raggiamento solare, sono andati per anni molto anche le strutture in vetro, salvo poi accorgersi che una struttura completamente in vetro ha un reggiamento solare notevole. Per esempio, questa è un'università di Cartagena, avevano più di 60 gradi all'interno, l'aria condizionata non resisteva, ma anche poi se io posso avere una grande aria condizionata, ma il comfort abitativo comunque è scarso perché comunque ho un'onda di calore importante, quindi dovrei vivere tra le correnti. Allora, invece, con questa doppia pelle che hanno messo successivamente, vedete l'effetto è quello che è, dall'interno si vede fuori, ma rispetto a prima è vivibile.
Questa è una doppia pelle, in questo caso è anche carrabile, cioè pedonabile, perché? Perché andrà a pulire i vetri fondamentalmente, per fare manutenzione. Ma quindi noi siamo intervenuti dopo un errore progettuale. Questa è una banca, anche qui la zona vetri è stata completamente rivestita e portata fuori dal piano, quindi una facciata in più rispetto a quella esistente. Ecco, questo è quel parcheggio che dicevo prima del 66%, è un corrugato, vedete nel dettaglio il foro, e sono tanti pannelli corrugati accostati, come se fosse una doga, forati, in modo tale che qui dentro non ho necessità di inserire una ventilazione forzata, non ho dei ventilatori. Questo è il liceo, che vi dicevo prima, vedete abbiamo messo anche con la foratura, abbiamo realizzato delle insegne, delle scritte, qui si vede bene la zona, diciamo, non forata, cioè esposta al sole e la foratura, vedete che non impedisce quella che è la vista esterna, ma mi attena moltissimo quello che è il fattore solare. Quindi un esempio è la mia sottostruttura in questo caso, vedete, si vede, ma ha una resa estetica comunque apprezzabile. Due parole sugli ornamenti. Allora, io adesso spero che funzioni, dovrebbe aprirsi un PDF su quello che noi facciamo, perché gli ornamenti sono quelli che noi posiamo sulle tette, sulle coperture. Vedete, tutti questi fregi sono fatti in zinco. Qui siamo in Francia, a Montpellier, vedete le cupole, tutti i cornicioni, tutta questa parte qui è fatta in zinco, questa per esempio, questa inferriata, questa cosa qui è fatta in zinco, siamo in Polonia. Vengono anche fatte on demand, quindi su richiesta proprio su disegno del progettista. Questa cupola qui è stata stampata in zinco, saldata, e poi siccome lo zinco poi si ossida, si uniformerà nel tempo e diventerà completamente grigia. Vedete, questo qui è anche qui tutto un fregio fatto in zinco. Questi sono i classici bow windows alla francese, vedete? L'abbaino classico. Qui abbiamo problemi di dimensioni per i vigili del fuoco, per esempio. Questa classica copertura, diciamo in aggraffatura, che mi va a sormontare un abbaino. Tutto questo è fatto ad hoc. Classico tetto alla francese, anche qui bow window. Tutti questi fregi sono fatti stampati e saldati in zinco. Principalmente siamo in Francia, ma ultimamente stiamo lavorando anche molto all'estero su commessa, cioè dove ci richiedono magari di rifare cose datate in un certo tipo o reingegnerizzare delle cose, delle ristrutturazioni che non stanno più in piedi, per esempio. Ecco, tutti questi pomme de pin e quant'altro sono fatti, gargoyle, sono fatti in zinco. Vado veloce, poi nel caso posso mandarvi la documentazione. Tutti stampati, per esempio questo è un leone stampato, saldato e rifregiato. Questo è un particolare del cornicione, qui siamo a una stazione, vedete tutta stampa fatta in zinco, quindi è molto flessibile il materiale, che in questo caso è proprio un cornicione di una facciata, una balaustra, è stata rifatta completamente in zinco. Qui addirittura una facciata in naturale, in zinco naturale. Abbiamo sempre parlato di esterni, ma giusto per dirvi che con lo zinco abbiamo anche realizzato delle installazioni per interni. Per esempio, vanno molto le reception, le boiserie, si utilizzano cassette, aggraffatura, doghe, pannelli. In questo caso è un pannello in pigmento marrone. Chiaramente la finitura per interno deve essere fatta molto meglio rispetto alla finitura per l'esterno. Sto parlando di angoli, sormonti, spigoli e quant'altro. Questa è addirittura una libreria. Questo è un bar. Qui abbiamo rivestito il camino, una tromba delle scale, un'altra reception. Ecco, questa è una cucina e quindi l'esterno che è in doghe rientra poi all'interno sul camino dove ci sono delle altre doghe. Questa è una facciata di una casa per studenti. Ecco, questo è un teatro, per esempio. Nei teatri noi utilizziamo lo zinco perché ha una buona massa, quindi sostituisce un po' il piombo per questioni di fonoassorbenza, quindi riusciamo a ottimizzare molto quello che è l'audio della sala, perché lo zinco ha una buona massa. Ne abbiamo fatti diversi comunque di teatri sparsi per il mondo. Vado veloce perché comunque è come posso dire, una cosa in più che volevo farvi vedere, ma sicuramente lo zinco, o perché è un materiale naturale e resiste all'interbieni, viene utilizzato all'esterno. Ok.
Due parole sugli installatori partner. Abbiamo visto di questi bei progetti, però abbiamo visto, spero che vi siate resi conto, che la manodopera, l'installazione è molto, molto specifica, specializzata. Noi come ZM Zinc Italia abbiamo selezionato e affidato a una rete di partner quella che è la posa. Quindi quando mi chiedete un preventivo, un chiave in mano o come posso dire, una valutazione economica di un vostro progetto, a seconda della zona io vi consiglio l'installatore di riferimento. Se voi cliccate sul mio sito vmzin.it, non so se si vede il mouse, in prima pagina ci sono i partner, qui sotto, cliccando sui partner si accede a quella che è la mappa italiana, regione per regione, e trovate i nominativi di un installatore partner certificato VMZinc. Utilizzando un partner certificato VMZinc otterrete anche l'estensione di garanzia a 30 anni sul materiale, che è un documento che viene redatto dalla casa madre e comunque implica tutta una serie di azioni che vanno dal controllo dell'acquisto, quindi dalla produzione dell'acquisto, e la certificazione della posa a seguito di una successiva serie di visite in cantiere che certificano che la posa è stata fatta secondo le nostre linee guida. Due parole abbiamo visto sì, tanti progetti, ma non ho mai parlato delle finiture. Allora, lo zinco naturale si ossida grigio, abbiamo il quartz zinc. Su base quartz zinc, quindi noi fosfatatiamo il materiale, lo prepattiniamo, possiamo ottenere dei colori tramite pigmentazione. Abbiamo l'antracite, abbiamo il pigmento verde lichene, il blu cenere, il rosso terra e il marrone corteccia. Più una nuova finitura, che nuova ormai ha un po' di anni, che è la Zengar. Azengar è il nome persiano, diciamo, dello zinco, che ha questa finitura superficiale più chiara che ricorda quello che è il lingotto di zinco grezzo. Da 2 anni a questa parte abbiamo anche la possibilità di avere i colori a richiesta. L'unico limite è quantitativo, devo avere almeno 3.000 kg per iniziare una produzione di pigmento a richiesta. Tenete presente che non sono le verniciature, ma sono ossidi che vengono aggiunti a quello che è l'ossido di zinco, che è il grigio. Quindi io vado a colorare il grigio, è un po' il concetto del mordente per il legno. Se lo devo sbiancare troppo, devo andarlo a verniciare. Quindi abbiamo anche la possibilità di verniciarlo, però perderebbe un po' quelle che sono le caratteristiche naturali del materiale, perché comunque tutti questi pigmenti, come il mordente per il legno, vi fanno vedere quella che è la venatura del metallo. Chi ha i miei campioni, poi vi chiederò chi li vuole, ve li possiamo mandare, noterà che lo zinco, si nota sullo zinco un po' dei segni di laminazione, cioè è un materiale vivo nervato, quindi si vede, non è una tinta uniforme, cambia molto anche dalla direzione in cui lo guardo, e il pigmento come posso dire, mi aiuta a mantenere questo aspetto. Chiaramente partiamo sempre da un grigio, quindi una tinta molto chiara è più difficile da realizzare. Cosa facciamo noi? Vabbè, possiamo darvi sicuramente voci di capitolato, entrare nel dettaglio delle stratigrafie, quindi darvi anche i DVG delle stratigrafie, approfondire quella compatibilità con altri materiali, assistervi alla progettazione, in questo caso quando abbiamo parlato prima di sistemi custom, per esempio. Abbiamo i BIM dei principali nostri sistemi standard, abbiamo i dettagli esecutivi standard in formato DVG e siamo disponibili a studiare con voi soluzioni ottimizzate ad hoc. Questo è un esempio di come noi vi vendiamo i DVG per l'assistenza alla progettazione, ad esempio, e soprattutto siamo molto, come posso dire, interessati a sviluppare soluzioni custom. Quindi questo è un sistema, per esempio, che esce dal piano in 3D, non è classificabile con nessun altro dei nostri sistemi, potrebbe assomigliare a una doga ma non lo è, poteva assomigliare a un pannello piano ma non lo è, poteva essere una cassetta ma non lo è un sistema fatto ad hoc, siamo in Germania, è una clinica, è stato fatto ad hoc per il progettista che voleva questo effetto un po' tridimensionale. Usciamo in cantiere sui nostri assistenti certificati, è gratuita l'assistenza in cantiere, facciamo corsi di formazione, ultimamente stiamo organizzando in Svizzera. Niente, io avrei finito, vi sollecito a iscrivermi nel caso che vogliate avere in studio i nostri campioni di metallo. Siamo spediti a titolo gratuito comunque la nostra campionatura, quindi è bene che voi stiate con mano quella che è la caratteristica principale del mio materiale, dello zinco. Fate se volete un giro sul mio sito, questa è la mia email. Io avrei finito, se ci sono domande sono qui per voi. Allora, le domande ci sono. Prima delle domande, che sono domande secche a cui ti chiedo anche una risposta abbastanza secca, visto che
siamo andati anche un pochino oltre l'orario, però ricordo a tutti che sul nostro sito Edicom Store tu hai fatto vedere tantissimi casi studio, veramente Sì. un'enormità, forse dati anche proprio da quella, da quella diciamo, affidabilità che avete da anni. Sul nostro Edicom Store è scaricabile la rivista Focus on Zinc, dove trovate appunto degli aggiornamenti anche poi dei casi studio che farete. Quindi un altro modo per entrare in contatto con voi, per rimanere aggiornati, è anche sul nostro sito Edicom Store, scaricabile gratuitamente. Allora, a livello di domande, tu hai chiuso questa parte con un discorso relativo al custom. Sì. Custom può essere anche un progetto di un edificio che deve in qualche modo replicare l'originale disegno e colore di un edificio da ristrutturare. Sì. Ci dice per esempio, ad esempio, rivestito in clinker o in mattoncini. Si può fare una cosa di questo tipo a livello di disegno e di colore, tipo edifici anni 20-30? Questa è una domanda che è arrivata intanto. Che riprodurre il clinker? Sì, riprodurre, Allora, lui ci noi dice abbiamo... replicare, quindi chiaramente non è un clinker, ma io penso che si riferisca più che altro a replicare un effetto di quel tipo, stante il fatto ovviamente che un edificio Beh, siete sì, qualcosa diciamo, di... io posso andare a rivestire a tante scagliette, per esempio, più piccole, la mia facciata, oppure posso andare a, come posso dire, stampare il mio metallo per realizzare una microcassetta, un micro clinker. È chiaro che però i clinker, generalmente a dimensioni molto piccole, comportano, diciamo, una grossa dispendio, come posso dire, di manodopera e di ingegnerizzazione della cosa, perché devo fare tanti pezzi piccoli. Potrei andare a bugnare, a disegnare, diciamo, il mio mattoncino in rilievo sulla mia lastra e poi fissarla, quello sì, si può fare. Ok, allora intanto che ti faccio le altre domande, se puoi rimanere sulla slide quella con il tuo indirizzo di posta elettronica, perché c'è qualcuno che ce lo sta chiedendo, così Ok, è ecco lì qua. e può essere insomma un modo per poterti contattare. Altra domanda secca, differenza di durata con le coperture realizzate in lamiera zincata. Allora, fondamentalmente la lamiera zincata ha uno spessore di pochi micron. Questi micron noi abbiamo visto che lo zinco comunque reagisce con l'atmosfera, quindi crea idrossido di zinco e poi carbonato di zinco. In questa fase parte del mio zinco viene consumato perché l'idrossido di zinco è idrosolubile. Quindi la patina che è sopra una lamiera zincata è infinitamente più piccola di quella che è uno strato di 7 decimi di zinco. Quindi sicuramente la patina di una lamiera zincata si andrà a consumare nel tempo e fra l'altro se non è zincato bene può fiorire, diciamo, la ruggine da sotto e quindi farla saltare. Quindi una volta che è saltata poi la mia zincatura, intorno al ferro si comincia a fiorire la ruggine, si infiltra. Quindi è un procedimento di decadimento. Noi stiamo parlando invece di una lastra di zinco in lega, quindi tutta la mia lastra è in zinco, quindi ora che si consumino 7 decimi di zinco devono passare più di 100 anni, per dire. Altra domanda, visto che parliamo di durabilità, comportamento in caso di forte vento e grandine delle facciate e delle coperture. Allora, non ci nascondiamo, se grandinano arance come si deformano le automobili, è successo che si sono ammaccate anche le coperture. Generalmente la facciata un po' meno, devo essere proprio sfortunato che mi arrivi di stravento, quindi perpendicolare alla facciata, perché la facciata essendo verticale, la forza della grandine viene scomposta in una direzione verticale e una orizzontale, quindi l'impatto sulla facciata è minore. In copertura, diciamo, siccome c'è uno strato sottostante di legno che tiene, non dovrebbe bugnarsi. È chiaro che se vado a mettere delle guaine, come io non ho fatto vedere, ma si usano adesso di moda le guaine antirombo, guaine 3D e quant'altro, che danno un po' gioco all'asta sul legno. In quel caso, per esempio, se mi cade un corpo contundente, si può ammaccare. La grandine normale non fa problemi. Purtroppo, se succedono quello che sta succedendo come posso dire, concentrate in alcune zone, la grandinata importante dove hanno sventrato le macchine, i vetri e quant'altro, allora sì, non mi nascondo, non è un materiale. Si sono rotte anche le tegole in quel caso, cioè, come posso dire, è successo che magari si è ammaccato ma non è entrata l'acqua, ecco, però magari si è ammaccato sì. Non voglio dire cose che non sono vere, ecco. Ok, intanto che recupero ci sono ancora alcune domande, poi ci chiedono degli esempi
chiaramente non da far rivedere adesso, però daremo poi il contatto del professionista, è interessato in particolare ad alcuni esempi storici in cui avete utilizzato, molto probabilmente perché mi viene da dire ha in mano un progetto su cui deve intervenire su dell'edilizia di un determinato tipo, risalente magari a un certo determinato periodo storico, e vuole avere un qualcosa. Allora, io adesso farò una battuta, non vi ho raccontato la storia dell'orso, della VM Zinc, Napoleone III e quant'altro, però siamo quelli che hanno rifatto Parigi nella riforma osmaniana, quindi tutta una serie di edifici storici a Parigi, dalla copertura dell'esposizione universale di Parigi, sono fatti con il nostro materiale, quindi patrimonio dell'UNESCO, quindi abbiamo diverse referenze di carattere storico, soprattutto in Francia perché nasciamo lì. Bisogna capire a cosa lui si riferisce e di contattarmi tranquillamente, che vediamo come fare. Contatto diretto chiaramente sulla tua mail è lì da vedere, Sì. ti gireremo anche. Come volete voi, come volete voi. Relativamente sempre alla durabilità cromatica, cioè ci chiedono in merito alla durata cromatica. Allora, i pigmenti diciamo che sono garantiti che non viri il colore per almeno 50 anni. Per quanto riguarda invece lo zinco, quello che si ossida, il quartz, diciamo, allora lui ha il suo colore che è il colore dello zinco. È una caratteristica sua quella di prendere il colore della zona, perché è funzione del grado di ossidazione che si effettua in quella zona. Quindi dalla latitudine alla longitudine, dalla quantità d'acqua e umidità che prende, e quindi prende un po' il colore, diciamo, del posto. Noi partiamo già come zinco con un colore abbastanza scuro, perché la nostra patina che viene riprodotta sullo zinco è una patina di zinco, quindi è il colore dell'ossidazione di zinco. In base a quanto viene esposto il metallo può scurirsi più o meno, ma non, cioè, devo andare a calcolare col colorimetro. Quindi diciamo il grigio è quel materiale che, riformando sempre la patina, una volta che ha preso il colore della zona, il colore è quello e quello rimane. Devo dire che però come colori non è mai un colore uniforme, nel senso che ha un aspetto un po' cangiante, perché i cristalli di zinco sono orientati, quindi a secondo come incide la luce il colore varia. Questo lo dico perché spesso mi chiedono il RAL dello zinco perché devo mettere un serramento uguale. Io rispondo che non c'è un RAL perché non è una verniciatura, ma soprattutto il colore del mio zinco al mattino è differente da quello che lo avrà alla sera. Quindi molto spesso è meglio giocare a contrasto piuttosto che andare a rincorrere una tinta che non sarà mai uguale. Detto questo, abbiamo comunque dei campioni di vincitori di riferimento che però sono simili ma non saranno mai uguali. Ecco, tutto qui. Ok, ultima domanda che è arrivata è in merito ancora al tema della foratura, perché credo che sia piaciuta particolarmente. Sì, Ci voglio dire, chiedono, ma è noi un po' ci una siamo moda, concentrati sta andando molto molto la foratura in questi tempi. sull'aspetto estetico, diciamo, Sì. adesso si concentra più su un discorso di abbattimento effettivamente solare. Quindi ci dice la percentuale di foratura è classificata per calcolare il corretto abbattimento solare? Ma diciamo che noi seguiamo quelle che sono le esigenze del progettista o del progettista incaricato, cioè un po', adesso non so come si chiama, però l'alter ego di quello del termotecnico che ci dice la percentuale di foratura. Poi si possono fare delle prove di irradiamento. Generalmente noi cosa facciamo? Si fanno 3 o 4 mock-up in cantiere, il progettista decide qual è il foro più bello a cui piace di più, il committente dice a me piace più questo perché quando lavoro voglio questo tipo di luce, voglio vedere fuori o non voglio vedere fuori. È un po' un gioco delle parti, però noi non abbiamo un foro standard, cioè seguiamo quello che è, come posso dire, la richiesta del progettista, e quindi di conseguenza poi vediamo se diciamo, il materiale non sta in piedi perché è troppo forato oppure è troppo scuro, però seguiamo un po' quelle che sono le linee guida loro. Ecco. Ok, chiudiamo con le ultime due domande. La progettista che prima ci ha chiesto della durata cromatica ci chiede se i pigmenti sono garantiti anche all'insolazione del sud Italia, ovviamente. Sì, bisogna però comunque lì c'è un discorso di raggi ultravioletti. Diciamo che le ultime generazioni di pigmenti abbiamo superato anche questo problema, perché la prima generazione, si parla un po' di anni fa,
l'invecchiamento UV si sentiva e si poteva anche scolorire. In quel caso sarebbe intervenuta l'assicurazione per sostituire la cosa, ma diciamo noi siamo all'8ª generazione di pigmento e devo dire che i test sull'invecchiamento ormai sono comunque superati ampiamente. Ok, e qui sempre la domanda con cui chiudiamo, non so se c'è una risposta univoca che puoi dare, se dipende da molti fattori, ci chiedono il costo al metro quadro, i costi al metro quadro, perché logicamente allora io posso rispondere con un range di costi, quello che rispondo sempre come fanno questa domanda, perché dipende molto dalla finitura, dai metri quadri, dal sistema, dalla tipologia, insomma, dall'utilizzo. Io posso dire che una facciata ventilata in zinco posata con sottostruttura parte dai 130 per arrivare ai 200 euro al metro quadro. Una copertura, se io parlo solo di zinco, di aggraffatura, escluso il pacchetto sotto, partiamo dai 70-75 euro al metro quadro. Poi è chiaro che quello che incide molto sono i copi emergenti, velux, gronde, pluviali, camini, gli imbotti delle facciate, scossaline, per cui diciamo siamo abituati poi a dare dei preventivi in cui viene scorporato la posa di una cosa piuttosto che un'altra, il materiale da camino, cioè del velux, dal semplice pannello piano, per dire un sistema di facciate, insomma. Bene, perfetto. Allora, al momento altre domande non ce ne sono, in ogni caso possono mettersi tranquillamente in contatto con il nostro relatore, l'ingegner Antonio Chioccola, che colgo l'occasione già per salutare. Io saluto anche tutti voi, vi do appuntamento domani, ci facciamo l'aperitivo insieme domani, diciamo così, ormai ci è rimasto questo, ce lo facciamo insieme domani alle 5, un aperitivo nuovamente. Quindi saremo di nuovo su queste frequenze, diciamola così, a livello televisivo. Domani presenteremo un caso studio, una villa ottocentesca a Lecco, quindi ovviamente un progetto di riqualificazione sempre in chiave NZEB. Quindi io ringrazio tutti per la partecipazione, vi auguro una buona serata e ci vediamo domani. Arrivederci.